Inizia l'anno 2021 con l'arrivo di 265 migranti a Porto Empedocle a bordo della nave Open Arms. Soccorse nei giorni scorsi in mare dall'ONG spagnola, i migranti sono stati tratti in salvo in due momenti diversi, il primo interessando 169 persone e l'altro 96. I migranti ospiti dell'Open Arms in un primo tempo sono stati rifiutati da Malta, a cui la nave aveva chiesto la possibilità di sbarcarli. Quindi il governo italiano ha accolto la richiesta. Soddisfatti i vertici dell'ONG spagnola, che hanno affrontato anche durante i salvataggi tempo brutto con mare grosso. Oggi l'Open Arms sta effettuando i tamponi ai migranti presenti a bordo, che saranno poi in transito nella motonave Rhapsody per la quarantena. A Porto Empedocle scenderanno solo i minori, che sono 51, che in due pullman già pronti in banchina li porteranno nelle strutture adeguate per l'accoglienza. Presente stamani di buon mattino il primo cittadino empedoclino Ida Carmina presso la banchina del porto ad assistere al primo sbarco dell'anno. Il primo cittadino è pronto a dare battaglia per chiedere Porto Empedocle e Porto Franco direttamente ai suoi rappresentanti al governo di Roma, considerando i disagi che i cittadini empedoclini hanno già subito e che subiranno in futuro. Ho visto che la nave Rhapsody stamattina è uscita dal porto e quindi presumo che le operazioni si svolgeranno direttamente in mare. Gli unici a scendere qui direttamente rimarranno sulla terraferma sono i 50 minori su 265. Io vengo sempre, come sono solita, un po' a fare una constatazione di quello che accade, perché mi pare giusto farlo nei confronti della mia cittadinanza. Certamente comincia l'anno e cominciano i problemi, perché se Porto Empedocle deve essere considerata il punto nevralgico di tutta la gestione della questione migranti, che è una questione europea, non soltanto italiana, altrettanto l'Europa e lo Stato debbono occuparsi di questa città, che è dispostissima all'accoglienza, come ha dimostrato saper fare, però altresì è giusto che la popolazione locale subisca il minore impatto possibile da questa cosa e che quindi lo Stato adoperi delle particolari garanzie per questa città, che non vuole morire, perché rischiamo gravemente con questa situazione, e dal punto di vista sanitario e soprattutto per le ricadute economiche, socio-economiche, sul turismo, sul commercio del pescato, su tutta quella che è l'economia sana di questo paese. E quindi io sto facendo veicolare l'idea che ai 3 porti franchi italiani, che sono tutti al nord, perché sono Livigno, il porto di Venezia e il porto di Trieste, venga aggiunta Porto Empedocle. E allora sì che questa questione da una difficoltà si potrebbe trasformare in risorsa, perché non capisco perché noi dobbiamo essere considerati Porto Franco per la questione migratoria, e siamo disposti a esserlo, e soprattutto se non si può evitare questa cosa, però che almeno questa specialità di Porto Empedocle venga riconosciuta anche in positivo. D'altronde non le viene difficile, perché voi siete al governo, per cui sì, potrebbe essere semplice, basta chiederlo ai vostri leader. Non è così semplice come appare, cosa che io ho già fatto, ho già parlato con Luigi Di Maio di questa mia ipotesi, anche con Vito Crimi. Il problema è poi l'Europa, perché mi si diceva dai vertici nazionali che questa ipotesi è un po' limitata a livello europeo, perché un Porto Franco viene a alterare i rapporti sulla libera concorrenza, perché noi chiaramente avremmo una condizione di privilegio rispetto ad altre zone d'Italia e d'Europa se fossimo Porto Franco, ma penso che in questa situazione ci siano tutte le giustificazioni del caso per poter sostenere che noi viviamo una condizione di specialità e non possiamo viverla come condizione di specialità solo in negativo. È giusto che lo Stato, perché è decisione dello Stato che vengano qui, e l'Europa, a cui noi diamo questa grande disponibilità, consideri questo porto, ma io direi non solo questo porto, anche le zone limitrofe, come se da noi ci fosse un bollino rosso. Bene, questo bollino rosso giriamolo anche a vantaggio di queste popolazioni, quindi noi siamo stati sempre accoglienti, lo siamo stati anche durante una pandemia e continuiamo a esserlo, che ci venga però riconosciuta una condizione specialità. Io sto facendo una lotta in questo senso, anche
avendo evidenziato questa cosa, ho parlato con Di Maio, con Crimi, sto parlando anche con gli altri, i nostri deputati locali, ho già parlato con Sodano, insomma cercheremo di portare avanti questa cosa, consapevoli che lì c'è un problema che non riguarda solo il governo italiano ma il governo europeo, e noi andiamo fino a lì, non ci scoraggiamo.